Non è trascorsa nemmeno una settimana dalla sospensione della ZTL a Mestre in via sperimentale fino al 31 luglio che sono già nate le prime polemiche. Non tutte le ZTL infatti sono state sospese e in alcune zone si è creato il problema dei parcheggi. Immediata la spiegazione dell'assessore comunale alla mobilità. Solite polemiche di qualcuno che non è mai contento, sinceramente vedere foto pubblicate di via Costa che sono lì ormai da mesi mi sembra veramente esagerato. Il problema di via Costa è un problema legato al parcheggio di via Costa che costa 2 euro all'ora, lì stiamo lavorando finché Mestre sia vissuta in maniera diversa. Era una promessa che il sindaco Luigi Brugnaro aveva fatto in campagna elettorale, quella di riuscire lentamente, progressivamente ad aprire, a togliere quelle ZTL che hanno reso praticamente un muro invalicabile la città di Mestre, e ci stiamo riuscendo. Una decisione presa per andare incontro ai commercianti già penalizzati dalla crisi. Abbiamo fatto un'operazione per definire Mestre aperta, perché le attività economiche sono veramente in difficoltà. Speriamo poi che il commercio di Mestre reagisca invece con iniziative importanti per attirare i propri clienti su Mestre e avvicinare il più possibile persone che vengano a spendere, a consumare, a vivere Mestre perché merita di essere vissuta. Per quanto riguarda invece la zona di via Palazzo, Boraso risponde così. Solo un problema tecnico, lo dobbiamo affrontare assieme al comando della Polizia Municipale perché lì abbiamo un passaggio pedonale tra via Palazzo e piazza Ferretto molto delicato. Noi faremo un progetto che rialzerà leggermente con una piattaforma il passaggio pedonale, lo faremo anche a chiamata in modo da garantire ai pedoni la massima sicurezza. Quando avremo fatto questo riapriremo senz'altro, il sindaco si è impegnato a riaprire anche la ZTL di via Palazzo.